Un incontro si è svolto presso il Ples Margherita Hack dell'Istituto Rita Levi Montalcini con il sindaco, l'assessore principato, il dirigente scolastico Luigi Costanza, il presidente di Italia Nostra Falcetta. Il sindaco afferma come sono rimasto notevolmente colpito dagli interventi degli alunni Elia Montante e Sara Licata, due giovani che mi hanno consegnato, dopo averle lette, due lettere molto interessanti. L'iniziativa continuerà anche in altre scuole e vedrà impegnato il comune di Agrigento e oltre 1500 studenti, 5 istituti comprensivi, 6 associazioni ambientaliste e le ditte di servizio di igiene ambientale di Agrigento. Proseguiamo questo viaggio itinerante nella nostra scuola con questo progetto portato avanti brillantemente dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Miccichè, che mi onoro di avere accanto, dall'assessore principato, in collaborazione con gli esponenti di Italia Nostra. Qui abbiamo la presidente Falcetta e la sua collaboratrice De Filippi. Abbiamo iniziato questo percorso di questo progetto voluto dall'amministrazione comunale di Agrigento Pulita, un progetto che mira a valorizzare sempre più la nostra bella Agrigento, la più bella città dei mortali. Anche oggi con gli alunni dell'Istituto Montalcini del plesso Margherita Hack siamo qui per trasmettere questo alto valore formativo, che è quello di inculcare nelle giovani generazioni il senso della bellezza, perché viviamo in una città bella e tutti quanti dobbiamo concorrere a tenerla sempre più pulita, partendo dalle cose più semplici. Perché questo progetto Agrigento Pulita? Perché nonostante l'impegno del comune, dell'amministrazione comunale e l'impegno anche delle ditte, io non sono soddisfatto per niente della pulizia di Agrigento. In effetti Agrigento non è una città ancora pulita. Quindi perché ci siamo rivolti a voi ragazzi, a voi giovani? Voi siete in un'età tale da, io l'ho sempre paragonato alle spugne. Voi siete come una spugna, che la spugna tu la metti in mezzo all'acqua e subito si ingrandisce e assorbe più acqua possibile. Voi avete una grande capacità intellettiva, una grande capacità di memoria, tale da poter assimilare e a dare voi lezioni agli adulti. Quindi adesso le parti si invertono. Non siamo noi adulti a insegnare a voi e voi dovete imparare, ma dovete essere voi i ragazzi a insegnare a noi adulti e noi dobbiamo imparare. Ma cosa dobbiamo imparare? Dobbiamo imparare nel senso civico, un senso di rispetto per l'ambiente. Saluto ovviamente i presenti per quello che è l'impegno che ci metteranno adesso a spiegarvi tutto quello che è l'aspetto della sensibilizzazione che noi vogliamo rivolgere tramite voi alle vostre famiglie sul tema dell'ambiente e della salvaguardia del nostro territorio. Io e la mia amica siamo qui oggi in rappresentanza di Italia Nostra. Siamo un'associazione che tutela l'ambiente e ringrazio l'amministrazione comunale e il vostro dirigente scolastico che ci hanno dato l'opportunità di fare questi incontri con voi. Parleremo di educazione ambientale, ma soprattutto, come vi ha anticipato il sindaco, parleremo di raccolta differenziata, perché come voi potete capire è molto importante fare bene la raccolta differenziata e farla tutti. Voi siete giovani, avete la capacità anche di mostrare agli adulti come ci si comporta. Fra poco vedrete anche un filmato molto interessante, poi parleremo e daremo spazio alle vostre domande. Buongiorno signor Sindaco, volevamo scriverle per dirle ciò che accade all'interno di una città meravigliosa come quella della nostra Agrigento. La città è già bella, ma si potrebbe migliorare sempre di più. Purtroppo esistono alcune problematiche che si potrebbero risolvere con l'aiuto dei nostri concittadini, ma anche delle istituzioni. Bisognerebbe incentivare i cittadini a un maggior senso di responsabilità, invitandoli a non gettare alcun tipo di rifiuto per le strade urbane e non vandalizzare le aree comuni. Sarebbe opportuno aumentare anche le aree verdi ed eliminare le sterpaglie che crescono lungo le nostre vie e che non rendono giustizia alla bellezza della nostra città dinanzi agli occhi non solo di noi cittadini, ma anche dei numerosi turisti che vengono a visitarla.
Un altro problema che va attenzionato è quello che riguarda la situazione delle nostre strade urbane, che soprattutto nella frazione balneare di San Leone sono disastrate. Grazie mille per l'attenzione e le auguriamo una buona giornata. Egregio signor Sindaco di Agrigento, è da quando vado a scuola che mi si dice che noi giovani siamo il futuro. Ed è vero, ma il futuro di cosa? Il futuro della nazione? Se è così, è chiaro che devono essere la famiglia e lo Stato a prepararci. E in quali ambiti? L'istruzione, il lavoro, l'ambiente e la sanità. Su tutti l'istruzione, fondamentale per ogni Stato, è l'istruzione dei suoi giovani. È l'istruzione che deve prepararci ad un sano comportamento adeguato, educato ed integrato nel contesto sociale in cui viviamo e ci deve preparare al lavoro. E il nostro lavoro si deve svolgere in un ambiente sano e sostenibile. Ma negli ultimi anni poco si è fatto per noi giovani, sia in ambito nazionale che soprattutto locale. E noi giovani in atto rappresentiamo uno dei gruppi sociali maggiormente penalizzati e sui quali grava l'incertezza per il futuro. E per ultimo si è anche aggiunta un'assurda guerra. Ed è in questo contesto, in quali ruoli, lei, signor Sindaco, può esercitare le sue attività? Qui non si vuole fare un freddo elenco di tutte le cose che non vanno nella città di Agrigento, perché sarebbe banale. Agrigento viene giudicata una città turistica bellissima, e lo è, ma la pulizia delle strade, la loro manutenzione, il decoro urbano, i servizi pubblici igienici, i servizi urbani di trasporto, la viabilità e i parcheggi, la tenuta del verde pubblico, la tenuta della fascia balneare costiera sono da città turistica? Premesso che noi giovani vogliamo essere partecipi delle scelte che si faranno in questa città, scelte che possono incidere sul nostro futuro. A nome di tutti noi, oggi giovani, ma domani classe dirigente di questa città, le chiediamo un maggiore impegno nella soluzione delle problematiche sopra evidenziate. Siamo fiduciosi di un suo futuro impegno che, oltre ad un futuro, ci possa anche garantire un presente migliore. Ci scusi se siamo stati polemici, ma questa è la nostra terra, nella quale vogliamo costruire le nostre famiglie ed il nostro lavoro. Non vogliamo andare a lavorare fuori, ma qui, dove le nostre radici ci tengono saldi a questa città meravigliosa. La ringraziamo per il suo impegno e per le pompe di calore celermente installate nella nostra scuola, che adesso è calda ed accogliente, ma potrebbe esserlo ancora di più con dei nuovi locali, magari dotati di una palestra al coperto. Chiediamo troppo? Speriamo di no. Sono lettere, non sono assolutamente lettere di protesta, anzi sono lettere di stimolo. Sono degli appunti che loro hanno in maniera molto precisa raccolto e mi hanno donato, e questi appunti per me saranno uno stimolo, saranno un promemoria per quello.